60 kg di eroina che sul mercato valgono 2 milioni di euro. È il più grosso sequestro di sempre a Padova, uno dei più importanti in Italia. La squadra mobile ha arrestato 2 albanesi di 33 anni e dato un colpo durissimo allo spaccio in Veneto. L'indagine parte nel luglio scorso dall'Alta Padovana. A Campodarsego i poliziotti arrestano 8 persone, sequestrano eroina, cocaina e marijuana e da lì ripartono le indagini. Abbiamo voluto capire chi avrebbe preso il loro posto. Essendo tante persone, quindi le quantitative erano notevoli, sicuramente qualcuno doveva inserirsi nel tessuto sociale e abbiamo individuato questi soggetti. I 60 kg di eroina erano in un appartamento in via Gustavo Modena, a 2 passi dall'ospedale e dal centro. La casa era utilizzata solo come deposito. Stabili in senso non conosciuti, erano irregolari sul territorio nazionale, cittadini albanesi, però privi di pregiudizi, per cui giovani anche curati nei modi, per cui non avevano allertato nessuno. Il fatto poi anche che nell'appartamento non facessero rumori, avete visto che la pressa idraulica, non c'era motivo, non hanno mai creato disturbo a nessuno, per cui era difficile arrivare. Quando gli agenti dopo giorni di appostamenti sono entrati in azione hanno trovato la droga e anche 6 panetti di eroina cosiddetta caramellata, dal principio attivo molto alto e tenuta in congelatore per non rovinarla. Accertamenti chimici sono in corso perché potrebbe essere la causa di alcune morti recenti per overdose nel veneziano.